Benvenuti, oggi è giovedì 5 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 19:24. La luna si leva alle 8:36 e cala alle 20:28. Oggi si celebra Madre Teresa di Calcutta. Il nome Teresa deriva dal greco teros, che vuol dire estate, ma c'è anche chi riconduce il nome Teresa all'isola Tera o Terasia, che si trova nell'arcipelago di Santorini. Si celebra il 5 settembre la giornata mondiale d'azione per l'Amazzonia. Indetta dall'articolazione dei popoli indigeni del Brasile, intende denunciare la drammatica situazione che riguarda la foresta amazzonica e portare ad una riflessione sul legame tra deforestazione, crisi climatica e violazione dei diritti umani. La foresta amazzonica, pur essendo lontana migliaia di chilometri da noi, è considerata il polmone del nostro pianeta ed è nostro dovere proteggerla, seguendo l'allarme suonato dagli indigeni dell'Amazzonia per anni, a volte a spese della loro stessa vita. Festeggia 73 anni Michael Keaton, il cui vero nome è Michael John Douglas. Dopo aver tentato con scarso successo di diventare uno stand-up comedian, inizia prima a lavorare come cameraman, poi come assistente alla produzione in TV e a teatro e successivamente come attore. Si trasferisce a Los Angeles e qui fa alcune apparizioni in sitcom come Maude e The Mary Tyler Moore Hour. In questo periodo decide di utilizzare il nome d'arte Keaton per evitare di essere confuso col suo omonimo Michael Douglas. Il punto di svolta della carriera quando il regista Tim Burton lo vuole con sé nel film Batman. Compie 52 anni Paolo Maria Iannacci. Figlio d'arte, diventa un musicista professionista dal 1988. La sua attività musicale è quanto mai poliedrica, compone infatti anche per il teatro, il cinema e la pubblicità. In qualità di arrangiatore ha prodotto tutti i dischi del padre Enzo dal 1994 al 2013. Infine oggi compie 55 anni Leonardo Nascimento de Araújo, noto nel mondo sportivo col nome abbreviato di Leonardo. Legato al mondo del calcio brasiliano e italiano, l'ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo è entrato nell'area tecnica del Milan come direttore generale nel 2018. Nella sua carriera ha indossato tra le altre le maglie di San Paolo, Valencia, Paris Saint-Germain e Milan. Ha allenato i rossoneri e l'Inter. Il 5 settembre del 1972, a 10 giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Monaco, un comando dell'organizzazione terroristica socialista palestinese Settembre Nero irruppe negli alloggi destinati agli atleti israeliani del villaggio olimpico, uccidendone 2 che avevano tentato di opporre resistenza e prendendo in ostaggio altri 9 membri della squadra olimpica di Israele. Un successivo tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca portò alla morte di tutti gli atleti sequestrati, di 5 fedain e di un poliziotto tedesco. Sapete qual è il liquido più viscoso? Prima di tutto dobbiamo spiegare cos'è la viscosità, che è definita come la facilità di scorrimento di un liquido e dipende dai legami tra le molecole e dalla temperatura. Più aumenta la temperatura e più è facile che il liquido riesca a scorrere. Qual è quindi il liquido che scorre con più difficoltà? È la pece, che si utilizza per le superfici stradali ed è circa 20 miliardi di volte più viscosa dell'acqua. Buongiorno ai 12, oggi una raffinatissima luna in bilancia crea delle configurazioni da sogno per tutto lo zodiaco. Vediamo cosa dicono gli astri. Ariete, la luna in bilancia per voi è una luna d'opposizione, scontrandosi un po' con Nettuno vi rimanda un po' ai sogni, quelli ancora da realizzare, agli affetti ancora da consolidare, ma qualcosa di nuovo nell'aria presagisce che tutto sta andando per il verso giusto. Toro,
La luna oggi si discosta un po' dai vostri gradi e vi parla poco, eppure un desiderio di stringere affetti sembra decisamente imperante. Fa l'occhiolino ad Urano ancora nei vostri gradi e quindi il vostro senso pratico potrebbe avere un'illuminazione che riguarda una maniera nuova di porgervi nel mondo affettivo. Gemelli, la luna in bilancia per voi è una luna di trigono, torna alla morbidezza e quindi i vostri legami affettivi e affettuosi sono decisamente in auge oggi che si prevede una lunga fluidità affettiva e anche delle passioni che vi accompagneranno per tutto il resto della giornata. Cancro, la vostra luna oggi è una luna di quadratura che con il nuovo ingresso di Marte nei vostri gradi zodiacali forma una tensione pesante a cui dovrete necessariamente fare fronte in ambito familiare e in ambito affettivo, che probabilmente si potrebbe verificare un qualche scontro per una lotta di voleri e di desideri che a volte cozzano gli uni con gli altri. C'è bisogno di un po' di armonia e di prendere coscienza anche delle esigenze altrui. Leone, una giornata oggi che prevede una luna decisamente comunicativa, una luna che ha voglia di nuovo di esternare emozioni e sensazioni e soprattutto quella di estendere al di là dell'ambito familiare tutta una serie di vostre sensazioni che covate dentro da un po'. Esprimetevi. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna di seconda casa, quindi una luna che parla di economia, di introiti, di fasi fortunate della vostra vita che sembrano riconfigurarsi in ambito lavorativo, pratico e professionale. Bene, gioitene. Bilancia, la giornata di oggi prevede l'ingresso della luna nei vostri gradi ed è assolutamente una luna armonica e raffinata che ancora però si prepara a dare il meglio, ma per questo la serata vi stupirà e domani sarà anche una giornata un po' speciale. Scorpione, una luna che tende un po' a nascondersi nell'ambito della vostra 12ª casa, un po' di nostalgia affettiva, qualche affetto che magari manca o qualcosa che vorreste indietro dal passato, la curiosità di sapere che fine ha fatto quella persona o qualche ex, in voi oggi sarà imperante. Sagittario, una luna decisamente congeniale in bilancia che rinnova comunque il sodalizio amicale e vi porta delle novità in termini anche di discorsi più leggeri e anche della possibilità di fare dei sogni rispetto al superamento di prove decisamente interessanti che però ora promettono il bello di una fase creativa tutta da vivere. Capricorno, una luna decisamente di quadratura oggi per voi, per cui probabilmente potreste sentire il peso un po' dell'incombere lavorativo. Qualcuno di voi forse avrà voglia di verificare se i progetti stanno seguendo veramente l'andazzo che serve per vedere finalmente il trionfo di un vostro progetto a cui tenete tanto. Acquario, una bellissima luna di trigono solletica un po' Plutone appena uscito dai vostri gradi, dandovi comunque energia e creatività e anche una forte carica passionale. A lavoro richiestissimi, oggi è una giornata di successi e fatta di tanta affermazione personale e seduttiva. Pesci, la luna oggi ha dismesso l'opposizione, quindi siete più leggeri e potete guardarvi meglio, i dubbi sono fugati e finalmente siete consapevoli che siete in una nuova strada, in una nuova configurazione, che è tutta una sfida come ancora il Sole opposto al vostro Saturno vuole, ma che sicuramente promette degli sviluppi interessantissimi. È il 5 settembre del 2003 e Dino Meneghin è il primo giocatore di pallacanestro italiano a essere inserito nella prestigiosa Basketball Hall of Fame. Alto 2,04 m, giocava nel ruolo di centro. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Federazione Italiana Pallacanestro dal 2008 al 2013. Ricordiamo di seguire una dieta sana e consumare frutta fresca come una mela regolarmente, poiché le mele sono ricche di nutrienti e antiossidanti. Non siamo nel momento del consiglio del giorno? In questo caso ne approfitto per dirvi la versione inglese del celebre detto: una mela al giorno toglie il medico di torno. An apple a day keeps the doctor away. If I'm hiding in the sleeves
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Tommaso Campanella aveva un desiderio: studiare e conoscere. Divenuto frate domenicano, venne coinvolto in una strana congiura politico-religiosa per liberare la Calabria dal governo spagnolo. Durante il processo adottò una strategia audace: fingere di essere pazzo. Resistendo ad atroci torture, riuscì a convincere i giudici ed evitare così la pena di morte. Rimasto 27 anni in carcere, scrisse La città del sole, un dialogo in cui immaginava una società ideale, senza conflitti e proprietà privata e con una religione naturale. Dopo essere stato rilasciato, divenne consigliere di Papa Urbano VIII e poi si rifugiò in Francia per sfuggire agli spagnoli. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci rivediamo domani per un nuovo imperdibile appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.